Figlio di Giuseppe Bommarito, il presidente delle giurie Salvatore Campo e Riccardo Vescovo, presidente della cooperativa Terre delle Balestrate. Riccardo, dottore. La giuria conferisce il premio speciale ricordo dei nostri eroi alla poesia al carabiniere di Giuseppe Bommarito. Il dottore Campo. Sì, presidente. E allora, intanto grazie a voi per essere qui. So che Francesco non è potuta venire, ma ci ha fatto sapere insomma di questo momento. Francesco, io andrei subito a dare la parola a te alla poesia, perché così facciamo per esempio sempre in ritardo, e poi darei la parola a te, Salvatore, per un saluto. A Giuseppe Bommarito, ucciso dalla mafia il 13 giugno del 1983 in via Scobar a Palermo. Da sta terra mettia le pere un uomo saggio e d'anure, che seminava coraggio senza avere scanto e né temore. Figlio di balestrate, tra sole cavolo e mare incantato, suonava duci melodie du cuore, con lo so flecorno amato. Poi appena fu grande onorò la bandiera e lo Stato e diventò un carabiniere doveroso e rispettato. Lo suo cuore era tutto per le sue figlie e la sua moglie, mentre lottava a fianco di Basile e Daleo, eroi vere. E per Sant'Antonio Repato ogni giorno da stagione, rallato a Pietro e Mario, Scepparo Santoleone, tre corpe da gramigna mafia in Palermo d'un viale, a stutare le divise d'idde, che a diventare immortale. Non muore mai che fa bene e dovere in questo mondo, lo tuo nome è in to sole, in ta luna, è sempre intorno, come una farfalla, che vola e si posa sopra un giure, o un pescatore che scende da sua barca, chino d'anure. Giuseppe, vivi lo tuo sorriso, la tua forza e la tua voce, vivi insieme a tutti quelli che furono messi in croce. Lo tuo sacrificio è un faro che splende nella memoria, e la tua storia smuove la coscienza con onore e gloria. A Giuseppe Bommarito. Dottore Campo. Ricordo ancora quel 13 di giugno dell'83 e ricordo ancor più quando qualche giorno dopo il corpo di Giuseppe fece ritorno a Balestrate. Tutto Balestrate si fermò e dalla periferia sino alla chiesa madre 2 ali di popolazione lo attendevano, lo aspettavano, si sapeva più o meno l'ora, una folla silenziosa che voleva tributare il ritorno in paese, ma soprattutto la gratitudine verso un suo figlio. Gli eroi non sono esseri straordinari, sono uomini, ma sono uomini che credono nei valori che rappresentano, nei valori della società civile, e li difendono e si immolano talvolta per loro. Daleo, Modici e Bommarito, 3 eroi che vogliamo ricordare, che abbiamo il dovere di ricordare e tributare rispetto e memoria. Ed è per questo che abbiamo voluto estrapolare la poesia di Francesco Billeci, che si è posizionata tra i primi posti, e farne un premio speciale per questi 9 eroi e soprattutto per questo eroe figlio di Balestrate. Per cui ringraziamo te, Salvatore, per essere qua presente, e ti invitiamo a prendere la parola. Buonasera a tutti e grazie per il gentile invito. Grazie a Francesco, al mio amico Francesco, per la poesia che descrive proprio esattamente la vita di mio padre. Io anche, allora,
intanto sono passati tantissimi anni per io riuscire a parlare di mio padre, e per me era prima molto difficile. Poi ho capito che era importante ricordare il sacrificio di mio padre, di Mario D'Aleo, di Pietro Morici, perché loro hanno dato la loro vita per tutti noi. Io, anche se ero piccolo, ricordo benissimo tutto quello che è successo. Ricordo quel particolare che ha raccontato il dottore Campo. Io ricordo che tornavamo a casa con mia mamma e mio fratello, io ho un fratello più piccolo che si chiama Vincenzo, e ricordo che la mia testa era appoggiata sul finestrino della macchina e fuori, osservando, vedevo tantissima gente, è come se nessuna persona balestrate era rimasta a casa. Io vorrei stasera soprattutto ricordare il coraggio di mio padre. Mio padre già da qualche mese sapeva che sarebbe morto, lui aveva dato una serie di segnali in famiglia, anche se noi non abbiamo naturalmente dato tanto peso. Solamente dopo, quando è successo il fatto, abbiamo capito realmente cosa voleva dirci. Lui, vorrei sottolineare il suo coraggio, perché lui, pur di non lasciare solo il suo capitano, ha donato la propria vita e ha portato fino in fondo, diciamo, quel giuramento che aveva fatto a mia zia Francesca, che era la sorella maggiore, la sorella di mio padre, che per motivi di salute stasera non è qui, la quale è il presidente della Fondazione Giuseppe Bonmarito contro le mafie, di cui io sono il vicepresidente. Lei, dopo tantissimi anni, ha fatto un libro che si chiama Albicocche e Sangue, che un po' ricostruisce, ci sono tutte, diciamo, le testimonianze di noi familiari e tutta la ricostruzione processuale della storia di mio papà. Grazie a tutti. Consegniamo la targa, vieni Livia, la consegna al signor Salvatore, che la consegnerà a Francesco Villeci.